Scusate, era uno scherzo, oggi niente escursione, sono rimasto a letto come potete vedere. No, scherzo ovviamente. Sono nel bivacco invernale del Rifugio Lorenzi a 3000 metri e sono arrivato qua a piedi. Ora vi faccio vedere come si arriva qui. Buongiorno, oggi voglio fare una cosa un po' spaccagambe e di cui non ho trovato molti video su YouTube, ovvero voglio arrivare all'ex Rifugio Lorenzi senza utilizzare gli impianti. Quindi ho lasciato la macchina al passo Tre Croci, sono arrivato sempre a piedi per facile sentiero al Rifugio Sonforca e ora farò la grava di Staunis a piedi. Mi metto il casco così vi faccio vedere com'è, perché avrò le mani occupate con i bastoncini. A dopo. Arrivato al Rifugio Lorenzi, è un posto incredibile, un peccato che sia stato chiuso, però d'altronde quando hanno dismesso l'ovovia era impossibile che rimanesse aperto, perché comunque farsi la grava di Staunis non è proprio una passeggiata. Qua c'è un silenzio incredibile, nonostante la nebbia c'è un paesaggio veramente indescrivibile e c'è un silenzio che si riesce a sentire il proprio battito cardiaco. E adesso facciamoci da mangiare, che con questo freddo qualcosa di caldo fa bene. Messo l'imbrago, non voglio ovviamente fare la ferrata di Bona perché il meteo non lo permette, considerato che potrebbe peggiorare da un momento all'altro, ma volevo arrivare almeno a vedere il ponte per scattare qualche foto, anche se il meteo è un po' quello che è.
tiro due considerazioni, dato che mi è stato consigliato di dare anche i miei pareri alla fine dei video. Allora, io bramo questo rifugio da 2 anni, è 2 anni che voglio salire, poi tra una cosa e l'altra non sono mai riuscito. Quest'anno ho deciso di farlo da solo perché era una roba che desideravo tanto io. Avrei voluto fare anche la ferrata di Bona, però quella sono già d'accordo con altre persone, quindi non voglio passare davanti. E non è sicuramente un'escursione per famiglie, bisogna essere un pochino allenati in montagna. Io ho iniziato ad andare in montagna 2 anni fa e prima non mi sarei mai immaginato di fare una cosa del genere perché è veramente tosta e l'ultima parte è veramente distruggere gambe. E in più c'è la discesa da fare poi per andare e tornare a Lorenzi. Niente, basta sproloquiare, ci vediamo al prossimo video.